Amici bellini, allora dobbiamo riviverla un attimo. Spero che voi abbiate dormito bene. Questo video vi arriva la mattina, quindi i like sono quelli mattutini. Fatemeli sentire belli caldi perché non c'è tempo da perdere. Io terrei 4 video in testa, ma non ve li posso dare perché poi si blocca tutto. Comincia! Allora, amici bellini, screenshot, parole di Spalletti, analisi tattica breve, ma con gli screenshot si vede bene, pagelle e tantissime cose. Io poi devo separare le cose perché vi vorrei far vedere che sono andato a Brooklyn dalla Paramount Plus. Chi ha visto la live ieri sa, sono andato a trovare la Serie A ancora una volta insieme a Thierry Henry eccetera eccetera, ma sarà un video domani, ci dovrebbe essere conferenza già, penso un po', non c'è tempo di rifiatare. Benvenuto One Starving Italian, mangia amore mio, mangia perché è importante essere nutriti. Allora io mi metto le cuffiette perché a un certo punto vi vorrei far sentire anche le parole di Spalletti, che dice due cose secondo me più importanti delle altre, ma prima uno screenshot, vi faccio vedere prima uno screenshot, dai perché poi abbiamo le pagelle. Allora, di questa, che poi è il primo gol di Simeone, allora, guardate c'è Politano lì, che a cui Spalletti aveva chiesto proprio di stare largo, quindi è importante. Poi si parla di Raspadori. Io vi prendo questo momento, non il momento dei passetti di Simeone al momento dell'ottimo passaggio di Di Lorenzo, ma questo momento qui dove vedete Raspadori che ha completamente, pochi minuti prima, guardiamoci nell'anime, pochi minuti prima Raspadori aveva procurato un giallo venendosi proprio a prendere la palla lì, anticipando di un soffio il suo avversario, e quindi si crea quella famosa rumba che Spalletti aveva in testa anche l'anno scorso, di giocatori che si vanno a prendere lo spazio. Nella conferenza l'ha detto bene, è un po' anche loro responsabilità. Uno decide, per esempio Raspadori se ne va dall'altra parte, ecco che Elmas per esempio già sta in quella zona che può andare ad occupare il vuoto lasciato da Raspadori. Quindi io vi volevo far vedere questo. Raspadori molto spesso ce lo siamo ritrovati anche a destra e questo crea tutto l'imbarazzo della squadra avversaria che non sa come andarti a prendere. Poi di Simeone ovviamente io devo far vedere il gol, è bellissimo, ma è il controllo, il primo controllo al volo in aria col sinistro orientato già per il tiro, perché poi fa quei due passetti quando a terra e tira violento e forte, violento e veloce, che subito, perché non dà il tempo al difensore e al portiere di reagire. E poi la pennellata di Mario Rui, guardate, poi è bravissimo Simeone a trovare lo spazio sempre in mezzo ai due centrali. Ma Mario Rui come si mette con quel corpo è una roba, non si vede sempre, il modo, la tecnica di base, se ne parlava anche in una famosa canzone. Dove sta? Se voi mi seguite su Spotify, vi iscrivete al canale Telegram, mi seguite su Instagram, insomma è tecnica pura, e Simeone ringrazia, si infila col tempismo sempre, ma in fuorigioco Simeone una mezza volta è andato in fuorigioco, ma si deve prendere un voto alto. Andiamo a sentire un attimo le parole di Spalletti perché c'è un momento in cui mi piace molto quello che dice Spalletti. Ascoltate insieme a me un attimo. Se fai il possesso palla tu diventa meno difficoltoso e meno faticoso quell'ultimo quarto d'ora. Poi quando si è fatto il terzo gol gli ho chiesto di risedersi e ha detto benissimo perché è corretto così, ma allora allora questo è il momento in cui lui chiede, aveva pensato di mettere Kvara per tenere un po' più palla, ma non è solamente una passerella per far stare contento tutti, è proprio una cosa tattica, tecnica e fisica, perché se tieni di più palla tu, Spalletti ci fa capire, ci fa riflettere che sprechi meno energie. Quindi il Napoli, che ha sempre un possesso di palla alto, ecco perché si può permettere forse di fare un po' meno turnover, e probabilmente le cose scientifiche, no? Tutti i controlli che fanno i test ci dicono che il Napoli può, però non esageriamo, però se tieni di più la palla sprechi meno energie, e questa è un'osservazione bellissima. E poi è anche bellissimo che Kvara non abbia fatto storie, ovviamente non c'è nemmeno bisogno di dirlo. Poi c'è un altro passaggio di Spalletti che mi faceva piacere farvi sentire, che è questo qui. Aggettivi definitivi o superlativi bisogna aspettare un po' di tempo. Piano. L'ha detto
calma, sempre con calma e con prudenza, senza fare cose pazzesche. L'ha detto anche Spalletti, chiano chiano, quindi non c'è dubbio. Allora, andiamo a vedere la formazione in campo, perché ovviamente è il solito 4-3-3, non c'è dubbio. Mi devo spostare però, Ambrabam tattico, altrimenti come facciamo? Però lo devo far partire, perché sennò eccolo qua, è il solito 4-3-3 fluido. mi permetto di dirlo, perché Elmas sta qui, ma sappiamo benissimo, e ce l'abbiamo, non è una novità, che quando il Napoli è in fase difensiva, Elmas, come Zielinski o come Raspadori, quando ci ricapiterà, si trova molto vicino a Simeone, specialmente per le squadre che impostano poi da dietro, e quindi devi andare a fare il primo pressing. Quindi non è altro che un 4-4-2, se vogliamo lo possiamo chiamare 4-2-3-1, Lobotka, Ndombele, Raspadori, Politano e Simeone che concludono. Ovviamente la difesa a 4 non si muove, però ci sono stati anche i momenti in cui Ndombele è finito da quest'altra parte e Elmas è finito qui. Ce lo ricorda anche Spalletti, che Elmas è finito mediano, Raspadori che finisce da quell'altra parte per aiutare a fare le sovrapposizioni di Di Lorenzo centrali, sovrapposizioni interne molto molto bene. Io vi faccio un resoconto della partita, ve lo faccio subito, ma prima di questo vi devo far vedere un altro screenshot. Io ve lo faccio vedere. Questo è il momento, questo è un cross di Simeone addirittura, che era andato fino in fondo dopo una buona palla contesa di testa da Ndombele. Arriva Raspadori, questo vi dovrebbe ricordare, e me lo scrivete voi nei commenti, un gol di Kvaratskhelia. Ve lo dovete ricordare, perché Kvaratskhelia è proprio lo stesso posizione, attacca di testa e ci arriva Simeone. Raspadori qua ovviamente pecca solamente di centimetri, c'ha senso della posizione, c'ha tempi, il tempismo, però pecca solamente di centimetri e non può essere efficace. Poi arriverà un altro colpo di testa dove probabilmente poteva anche controllare. Altra cosa che secondo me dobbiamo far vedere è questo salvataggio di Østigård su quella parata che fa Meret. Østigård sporca il pallone di Morales, e quindi dobbiamo sottolineare anche la fase difensiva. Voti molto alti per i difensori, ragazzi. Stranamente questa volta voti più bassi per il centrocampo, ma molto alti per i difensori, perché hanno fatto una partita incredibile. E tra la partita dei difensori dobbiamo sottolineare questo salvataggio alla disperata di Mario Rui, che mantiene il clean sheet di Meret, e ci fa anche piacere, perché non dobbiamo subire gol, ti fa venire quella fici, ma adesso subiamo gol, invece no. E questo poi è il momento bello, la risata. Secondo me questo è proprio il momento subito dopo il gol di Østigård, dove Spalletti dice: guarda, ti puoi sedere, mi perdoni, ti siedi un'altra volta, facciamo un altro tipo di cambio, non ti preoccupare amico mio, non ti preoccupare. Simeone di testa alto, rivediamo. Allora siamo pronti con le pagelle. Allora, Simeone di testa alto, Simeone il gol, l'assist di Lorenzo, bellissimo. Simeone gol, assist di Rui, bellissimo. Ndombele la traversa, a me Ndombele, io qualche spavatura, ma vi darò un voto che potrebbe anche non mettervi d'accordo, non fa niente. Raspadori fuori di testa, e l'abbiamo visto su questo cross di Simeone. Raspa di testa centrale su cross di Politano. Meret che salva su Morelos, non Morales, che dici? Su erroruccio di Lobotka, e questo anche lo dobbiamo sottolineare. Nel secondo tempo il pallonetto di Simeone, offside, sempre assist di Politano. Simeone parato, assist di Ndombele. Mario Rui salva ve l'ho fatto vedere. E poi raspa alto, il liscio di Morelos, perché c'è stato anche un liscio lì, poteva accorciare le distanze effettivamente il Rangers di Glasgow, no, il Glasgow di Rangers. Mario Rui parato col cross di Di Lorenzo, il gol di Østigård. Colak fuori di testa, Simeone fuori su assist di Zielinski. L'aggettivo che ci dice Spalletti è bravi. Io poi mi sono scritto Østigård, che viene direttamente dalla live, gli amici bellini che sono sempre geniali, e ci siamo guadagnati una finalina. Ecco, se la chiamiamo finalina dove non si vincono trofei, io sono anche d'accordo, e quindi finalina con il Liverpool, che comunque sta lì. Sono scherzi, però allora, Meret 6,5, glielo do il voto anche questa volta, anche perché la parata la fa, resta praticamente inoperoso, però il 6,5 se lo deve meritare. Non è che tutti quanti hanno i voti e lui no. 8
8 per Di Lorenzo, stavolta mi sembra al limite della perfezione. L'assist, ecco, i voti, alcuni voti sono uguali ma per motivi diversi. Di Lorenzo arriva all'8 per me per l'assist e per la continuità anche di attacco, gli scambi con Politano. Ostigard arriva all'8 per il gol e per quel salvataggio. Kim 7,5, mi dispiace per quell'ammonizione, però comunque straordinario, lo fa anche lui, un salvataggio su una sbavatura proprio sua, poi ci mette la pezza. C'è stato sempre la pezza dopo qualche sbavatura, questa è la cosa più bella secondo me di questo Napoli. Mario Rui arriva all'8 per quel salvataggio e per l'assist. Ndombele, Lobotka e Elmas gli do a tutti 6,5. Ndombele qualche sbavatura la fa, io insisto con le sbavature perché non sono errori clamorosi, qualche pallone si perde, però poi lo vedi protagonista di alcune azioni in avanti. Allora è diverso forse da Anghissà, è diverso da Lobotka, è diverso da Elmas, è diverso da Zielinski, è un giocatore molto difficile da inquadrare, ha fisicità, ha potenza, però non è altissimo, ce l'ha lo strappo, però qualche volta è un po' compassato. Spalletti lo sa e lo deve gestire bene. Lobotka secondo me ha giocato meglio rispetto alla Roma, ma ha fatto qualche errore in più, quindi 6,5. Elmas ha giocato semplice, il compitino, non sei buono a niente, 6,5. Elmas io mi sono permesso di dire una partita alla Hamsik e dovete capire che cosa significa senza che ve lo spiego. Politano 7, poi non lo so se Elmas si è fatto perché hanno cambiato la sostituzione all'ultimo, mi farete sapere voi perché voi avrete più notizie quando vi svegliate. Politano 7, vivace, gli scambi con Di Lorenzo sono sempre importantissimi. A Simeone gli diamo 9 perché poteva essere quasi 10, perché se avesse fatto la tripletta si portava il pallone a casa. E a Raspadori do 7,5, che può sembrare un voto risonante, ma arriva a fare l'assist anche lui ed è un giocatore che ha giocato quel ruolo di Kvara in maniera diversa, sempre nel vivo del gioco, ha avuto le sue occasioni, mi è piaciuto. Buono l'ingresso di Gaetano, di Lozano, di Zielinski, di Zerbin, di Zanoli, ci fanno piacere, ma niente di che. Da New York, Valerio Fluido è tutto, probabilmente mi sono dimenticato qualche altra cosa, probabilmente voi mi dovete far sapere voi qualche cosa qua. Ragazzi, questo ragazzo qua, che grinta. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.